Buongiorno da Palazzo Labia, Venezia, sede della RAI del Veneto. Ultimo appuntamento quest'oggi di tribune elettorali in vista delle prossime elezioni comunali del Comune di Venezia, capoluogo di regione. Si vota, vi ricordo, il 24 e 25 maggio prossimi ed è tornato oggi a farci visita il secondo gruppo degli 8 sindaci. Buongiorno anche a Pierangelo Del Zotto con la sua lista Prima il Veneto. Punto. Buongiorno e grazie. Le regole di ingaggio sono sempre le stesse, 2 domande ciascuno. Pierangelo Del Zotto con la sua lista Prima il Veneto. Punto. Per voi il turismo come va gestito, se va gestito? Beh, intanto c'è da fare una premessa perché vedo che c'è parecchia confusione. Allora, se io apro un testo di economia o tecnica turistica, la prima riga dice è turista colui che la notte dorme, gli altri si chiamano escursionisti. Quindi il problema va diviso per metà. Un conto è affrontare la problematica del turismo, un conto è affrontare la tematica dell'escursionismo. Come si affronta il turismo? Il turismo si affronta con l'ascolto dei cittadini, con l'ascolto delle associazioni di categoria, con l'ascolto dei comitati, cosa che noi facciamo da sempre, e cosa che in realtà mi viene detto da questi stakeholder che non viene invece ascoltato da chi ha gestito in questi anni l'assessorato al turismo. Mi hanno detto che hanno cercato più volte un contatto, più volte un confronto, ma questo è sempre stato negato. Io riferisco a quello che mi è stato riferito. Quindi ascolto, perché io ritengo che chi opera nel turismo, cioè albergatori, eccetera, ha sicuramente qualcosa da dire e da consigliarmi. Per quanto riguarda l'escursionismo, io mezz'ora fa ho attraversato il piazzale della stazione. Ho visto una trentina di addetti al controllo del ticket. È una situazione veramente demoralizzante perché mi ricorda un film, no? Dove sei, chi sei, dove vai, un fiorino, no? Chi sei, dove vai, un euro. Ecco, è umiliante per una città vedere una trentina di persone che corrono dietro agli escursionisti. Gli escursionisti vanno demotivati in altra maniera. A proposito del turismo, parliamo della tassa di soggiorno, che non è un'imposta ma è una tassa. L'imposta colpisce il generico livello di reddito, la tassa colpisce un servizio prestato dalla città. Non si può caricare burocraticamente sulle spalle di coloro che operano nel turismo anche questa gabella, perché da commercialista dico che comporta anche delle difficoltà a livello contabile. E per quanto riguarda, ripeto, l'escursionismo, il ticket si sta dimostrando. Io vorrei sapere oggi, per esempio, 30 persone cosa hanno prodotto nelle casse del comune, oltre a una situazione brutta da vedere. Il ticket non serve a nulla, il ticket non produce un reddito pari al costo che serve per incassarlo. Coloro che sono impiegati nel turismo chiedono come prima cosa che ci sia a capo del gabinetto dell'assessorato una persona che di turismo se ne intenda. Questa è stata una richiesta precisa. Grazie a Pierangelo Del Zotto, Prima il Veneto. Punto, la sua lista. Ricominciamo dall'inizio con Pierangelo Del Zotto, Prima il Veneto. Punto, è la sua lista. Per voi il tema casa e il tema abitare come va affrontato? Sì, io oggi credo di essere sorpreso, come lo saranno anche i telespettatori. Fino a ieri mattina il Comune non avrebbe voluto restaurare e mettere a disposizione gli immobili, ma non aveva le risorse. Oggi scopro che ci sono risorse per tutti. Allora, premesso che la situazione è stata creata qualche anno fa con le famose lenzuolate che hanno dimenticato i centri storici, quindi i centri storici sono vittima di questa situazione. Ricordo anche che qualcuno si è candidato ed è stato anche eletto promettendo il rientro di 30.000 veneziani, col risultato che ne abbiamo persi altri 20.000. Quindi per quello io ritengo che questa trasmissione dovrebbe essere ripresa anche qualche tempo dopo per verificare se le promesse poi vengono concretizzate. La nostra soluzione: allora, un giorno non ci sono i soldi per mettere a norma le case, un giorno ci sono.
Noi riteniamo che possedere, essere proprietari di case non sia una mission di un comune e tantomeno del Comune di Venezia. 2.500 case messe sul mercato, ovviamente un prezzo che non sia di speculazione, ma non sia neanche ridicolo, assurdo, scontando quello che serve per mettere a norma, sia l'unica soluzione. 2.500 abitazioni potrebbero riportare a Venezia 10.000 abitanti, o conservarli a Venezia prima che siano espulsi o riportarli. Ecco, io non ne prometto 30.000, io dico se riusciamo a vendere le case che sono sfitte, mi dicono anche, ho appena sentito, da 10 anni e oltre, io posso riportare a casa 10.000 veneziani. Poi per quanto riguarda il discorso delle graduatorie, noi abbiamo visto l'altro ieri, un infortunio clamoroso, no? La gatta frettolosa ha fatto i gattini ciechi. Pur di arrivare prima del 24 maggio alla pubblicazione delle graduatorie è uscito un pasticciaccio brutto, non di via Merulana, ma del Comune di Venezia. Quindi attenzione anche a quello che si promette, attenzione poi a come ci si muove, ma io dico l'unica soluzione per il Comune di Venezia è mettere sul mercato le case che attualmente non sono fruibili per 1000 motivazioni, perché non sono a norma, perché costano troppo, perché costano poco, considerato che fino a ieri non c'erano le risorse e oggi scopro che ci sono risorse fino al 2000, eccetera. Ecco, quindi io credo che i nostri telespettatori e i cittadini abbiano bisogno di idee concrete e non di idee un po' campate in aria. Noi siamo per la concretezza, mettiamo sul mercato tutti i 2.500 immobili. Grazie a Pierangelo Del Zotto, la sua lista è prima il Veneto, punto, e con lui chiudiamo la carrellata di presentazione per quanto riguarda le tribune elettorali degli 8 candidati a sindaco del prossimo Comune di Venezia. Vi ricordo si va a votare il 24 e 25 maggio prossimi.